ultima di regular season, partiamo dalla testa, come si affronta questa gara, sapendo che ovviamente poi si va già a guardare nelle prossime settimane. Penso che sia molto interessante vedere l'approccio che riusciremo ad avere a questa partita. L'obiettivo è quello di mettere in campo la stessa attenzione, la stessa intensità che ci servirà tra 2 o 3 settimane. Quindi l'obiettivo è quello di giocare veramente una partita al 110%, anche mentalmente. Anche perché comunque i punti servono, perché proprio domenica si capiranno finalmente insomma le assegnazioni dei playoff, fondamentale per Verona vincere e poi vedere cosa farà Torino per definire tutto. Sì, c'è ancora una possibilità che le cose possano cambiare, io sono abbastanza convinto che resteranno quelle che sono adesso, vedremo. Al momento noi ci concentriamo, ripeto, su questo tentativo di approcciare la partita con un'intensità ancora superiore a quello che siamo abituati, perché è quello che ci aspetterà poi per le semifinali. Anche perché sapendo insomma le scelte che sono state fatte a livello federale, è chiaro che è davvero una partita che non ha più niente da chiedere, però Casale se la può giocare sull'orgoglio, sono pur sempre a casa loro per l'ultimo. Sicuramente, alla fine il nostro girone non esistono partite facili, soprattutto fuori casa, per quanto le squadre possano essere magari più in giù in classifica, comunque sono tutte squadre con storia e che quindi vendono cara la pelle. Noi mettiamo giù una formazione molto buona, la migliore che possiamo mettere, e quindi vediamo da lì cosa succede.